Leo Quintieri, capitano, è arrivata un'altra sconfitta all'ultimo secondo, dopo che sembrava davvero di avere vinto questa partita punto a punto. Come hai vissuto tu questa partita? Allora, sicuramente abbiamo avuto momenti di up e momenti di down, come un po' troppo spesso ci accade. Sicuramente siamo stati bravi a riprendere lo svantaggio iniziale, siamo stati bravi a riprendere lo svantaggio finale e abbiamo peccato un po' nella gestione dell'ultima palla, che è stata cruciale per il risultato finale. La gestione dell'ultima palla sicuramente è stato un problema, lo è stato anche in passato, però che cosa ci portiamo via del positivo dopo una partita che comunque la squadra ha mostrato molto carattere? Sicuramente sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata qua in casa loro. Loro qua comunque hanno fatto già dei bottini importanti contro squadre comunque diciamo che stanno lottando per i playoff. E no, facciamo tesoro sicuramente della reazione nel primo tempo, della costruzione del gioco rotto nel primo tempo e facciamo anche tesoro sicuramente sul fatto del dover gestire meglio certi palloni importanti e cercare di portare la partita dalla nostra parte e non farla scivolare verso l'altra squadra. È un po' che lo diciamo, sono tutte finali, però adesso ne mancano 3. 2 sono contro le dirette concorrenti o comunque le prime della classe e una con qualcosa da dimostrare al ritorno contro Valsugana. Sì, sicuramente noi stiamo cercando di guardare partita per partita e abbiamo la fortuna di giocare contro Valsugana, che è una squadra che in casa loro ci ha battuto e quindi per poterci sicuramente prendere una sorta di vendetta dalla partita dell'andata e poi per muovere la classifica, che ora veramente ogni partita fare 4, fare 5, fare 2, fare un punto farà la differenza alla fine sul conteggio finale.